Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo in Mexico, ho fatto la qualifica ieri, non mi ricordo come sono, ma sono comunque indietro purtroppo, bene, un bravo Cume. E niente fiori, dopo lo scempio di Austin ho fatto un errore, proprio non me lo sarei mai aspettato. Nel momento 27 punti da Hamilton, sarà dura vincere il mondiale quest'anno, ma vai che inizia la gara. L'altro anno che Hamilton si è ritirato, speriamo bene, 27 punti in 3 gare. Dopo pago tanti ritiri quest'anno da campione del mondo, andiamo. Devo rischiare tutto! Ho un po' esagerato, Ho un po' dato macerata anche bene. E vaffanculo, sinceramente, vaffancuore. L'ho rischiata, ma è andata bene. La prima curva tutto è concesso quasi. Dovevo fare un rischio del genere. Ok, Hamilton purtroppo è terzo però. Ecco che Pippo se ne sta andando ragazzi, Pippo se ne sta andando. Purtroppo Pippo se ne va. Devo fare una gran gara per recuperare. E dopo sperare nel bagarotto dietro, in un Gigi, magari un ritiro di Gigi. Ragazzi scusatemi, mi è crashato Avermedia, andiamo. Allora, purtroppo Massa se ne sta leggerissimamente andando il buon Pippo. Quello che è proprio del Messico è lungo, quindi c'è tempo per recuperare, c'è tempo per avere 1000 colpi di scena. C'è tempo signori, c'è tempo. Williams gira bene in questo tracciato, cazzo. Questo gran premio alquanto curioso del Mexico. Gigi è incollato, chiaramente Gigi non vuole mollare, no, perché sti errori, madonna. Questa è la parte del tracciato che odio di più e si vede. Entriamo nella zona stadium. Altro giro andato, ma Massa se ne sta letteralmente andando. Ah, Pippo! Pippo se n'è andato. Pippo se n'è andato. Non aspettavo una Williams così, Andiamo molto lunghi. Soprattutto che non amo molto il Messico e si vede, purtroppo si vede. Riesco a prendere le linee molto bene purtroppo. Non dovrebbe piovere, se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Va bene. Vediamo la strategia. Non rompere i coglioni. Ma Massa gira ragazzi. Pippo Massa c'è. Ah, Pippo c'è. Noi vogliamo il ritiro di Gigi. Lo pretendiamo il ritiro di Gigi. Ok, distanza dal compagno di scuderia 2,1 secondi. Io lo so, porco, lo so. C'è ancora la miscela grassa?
Ok. Vettel è quarto. Dai Hamilton, rompi il motore. Devi rompere Gigi. Se Gigi non rompe non vale. Dai Gigi, rompi sto cazzo di moto. Perché se ne frega dell'anteriore. No. Un po' rischiata, per fortuna niente di grave. Veramente prima parte un po' basotta. Solo la partenza mi ha salvato. Siamo ai box, mettiamo le medie, rischio le medie. Sarai subito in gara all'uscita dai box. Rischio le medium. Veloci. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Veloci, ai, Arianto, rompi i coglioni. Devo provare a superarlo subito, bravo, questo mi è piaciuto, ogni tanto come qualcosa di buono. Ok. Sono andati ai box, tanto riescono ancora a stare con le super soft, hanno veramente consumato le gomme meno del tubo, beh. Ci può stare assolutamente. Non è proprio una gara che amo e si vede in maniera abbastanza palese. Vediamo quanto duro con queste. Puntato alle medium. Seb ai box, il Bibitaro ai box, grande Seb, primi secondi nelle qualifiche di soci, nella realtà godo. Le gomme finite loro, hanno le gomme finite, tutti e due i box. La corsia dei box, sosta per Sebastian. Ok, il distacco da quella dietro è 0. E torniamo secondi. Solo Pippo. Pippo le soft, Pippo, E questo sarà sicuramente il punto è il momento di non perdere tanto. Pippo le soft. Pippo le soft. Virtual safety car. Virtual safety car. Ai, sta virtual. Cosa sarà successo non si sa. Una virtual safety car pallosissima. Dai, fammi partire, che palle sta virtual. Sta virtual safety car fastidiosissima. Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Eccoci qua. Torna alla velocità massima, va bene. Facciamo un po' di grassa adesso. Vettel qua vicino, Hamilton forse è imbottigliato. Poi Pitt mi sembra quarto comunque. Cerca di fare la sua gara tranquillo senza rischiare, anche ragione onestamente. No, certo che
guidare parlando e non cambia tanto, porca puttana. Anche se registro da tanti anni. Purtroppo qua non sono un pro, quindi insomma massa 5 secondi, massa non lo recuperi. Gara molto noiosa, andiamo per le soft, non riesco a mettere super soft purtroppo, perdo anche la seconda posizione, quindi sprofondo al terzo posto. E anche vediamo con Rosberg adesso, a rischio, E a rischio anche il podio, sì. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Devo superarlo in pista, fiore. L'unica nota positiva è Hamilton che si è ritrovato imbottigliato nel gruppo probabilmente con i pit. Alla fine non ho mai fatto duelli con nessuno oggi, una rottura di coglioni inaudita. Adesso con il vantaggio di Mescola devo assolutamente massacrare Rosberg e riprendermi almeno il podio. Perché non posso fare un duello in questa gara veramente da sonno. Gara da sonno puro. Ma va a cagare. Ma vai a fare il culo, va. E Rosberg è nostro, ma chiaramente vuole vantaggio gomma perfetta. Dai, andiamo a prendercelo. Siamo anche in DRS zone. Bisogna volare, cazzo, voliamo. Chiaramente ho fatto la curva un po' larga per superarlo, ma va bene. Very good. Torniamo terzi, ma Vettel è una chimera ormai. Vettel e Massa sono una chimera. Che schifo, puttana troia. Veramente male. Gara fiappa. Altro giro andato, ma ormai Vettel e Massa sono irraggiungibili, ci vuole una safety car. Il distacco dalla vettura davanti è 8,7 secondi. È l'unica chance che ho. Una safety car, le gomme chiaramente più nuove rispetto a loro, posso anche superarle, ma senza. It's impossible. Purtroppo è impossibile. Massa è al comando della gara. Lo so. Pippo può fare una gran vittoria, Pippo. Però Vettel, vai piano e fammi passare, cazzo. Perché non ci sono gli ordini di scuderia, Dio Cristo? Vettel ai box. Non ci credo, allora lui vuole mettere le super soft. Pazzesco, una sosta in più fa Vettel. Non me l'aspettavo questa, non me l'aspettavo.
E adesso vediamo Pippo. Vediamo se anche Pippo ha fatto la strategia, diciamo, più veloce, però con una sosta in più. Adesso è tutto da valutare, signori. È tutto da valutare. Non me l'aspettavo proprio questa. Voglio capire se la strategia è stata azzeccata. Giro record di Gigi, madonna, ma Hamilton è indietrissimo allora, mamma mia. Tutto problemi allora ai box, non lo so, è stato imbottigliato. Non ci siamo mai incrociati in questa gara io e Gigi, forse solo nel primo giro, secondo. Ai ai ai. Il distacco dalla prima E dopo per il Messico, cioè, è un problema del Messico, è una chimera per Gigi. 9 secondi. Voglio vedere questi ultimi giri. Ai ai ai, ultimi giri da Panicus. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Sono molto concentrato ragazzi, non voglio perdere la posizione da Rosberg. Bene, ce l'ha a posto, perfetto. Massa però non va ai box. Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,2 secondi. Pippo non va ai box, per fortuna sua. Concentration, please, concentration. Rosberg per fortuna le medium Rosberg. Ok. Ok. Leggermente lungo qua. Il secondo posto comunque va benissimo. Con Hamilton dietro. Yellow flag di là. Basta, solo per un secondo. Massa non lo prendo. Purtroppo Massa non va ai box per la merda umana. Guarda, se penso al ritiro con Hamilton, che poi Hamilton si è fatto un cazzo in quell'incidente, un culo di merda. È un mondiale veramente strano questo, eh. Nessuno vuole vincerlo. Nessuno vuole vincere questo mondiale. Dai.
Ok, niente da fare. Ma Rosberg fa bene indietro, almeno quello. Quindi stiamo, diciamo, blindando la seconda posizione. La stiamo blindando, come si suol dire. Alcune informazioni su Palmer. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Ok. Jolion Palmer è tornato in corsa. È un altro mondiale, comunque se ne sta andando il quarto, incredibile. Carburante a sufficienza per altri 5 giri. Dai, Massa, ritirati, Pippo, ti prego. Il ritiro di Pippo. Il ritiro di Pippo. Niente, Pippo non si ritira purtroppo. Dai, Pippo, ritirati. Vogliamo il ritiro di Pippo. Vogliamo il ritiro di Pippo. Vogliamo il ritiro, vogliamo il ritiro. Vogliamo il ritiro di Pippo. Massa è al primo posto. Lo so. Lo so, purtroppo. Purtroppo Massa era il primo giro, sempre primo e ciao. Complimenti a lui, ma vogliamo il ritiro di Pippo. Vogliamo il ritiro, vogliamo il ritiro. Vogliamo il ritiro di Pippo. Inizia il final lap. Sei all'ultimo giro, quindi il distacco dal tuo compagno è 3,5 secondi. Attenzione Rosberg, maledetto. Niente, Pippo non si ritira nessun ritiro in questo Gran Premio, incredibile. Il distacco da quella dietro è 0,5 secondi. Ah, Jesus Christ. Mi è piaciuto vincere in Messico, ma va bene così, dai. Va bene così. Tanto attenzione Coriandoli per la vittoria di Massa. Bravo Pippo. Complimenti a Pippo. Per noi un buon secondo posto, comunque fa morale per il mondiale a due gare dal termine. Sì, siamo sul podio, ottimo lavoro. Il team si è impegnato tanto per Sì. il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. Yuhu! Vediamo i nostri piloti uscire ora. È stata una grande prova di squadra. Il risultato. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Hamilton, Hamilton, tredicesimo. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? È una scelta difficile. Vabbè. Nomino il pilota della Ferrari. Ha saputo Sì, 9 punti da sfruttare Hamilton, il ritorniamo in senza corsa, ormai perdere possiamo vincerlo solo noi due. torna Pazzesco, molto utile raga. nella Formula Un saluto dal E ora Comendone passiamo ai veneziano. costruttori. Primo in classifica.